I lavoratori pagano quello che invece doveva essere lo Stato a garantire. Pagano nel disastro sociale. L'avvio della procedura di crisi significa cassa integrazione, significa esubero del personale. Il Consiglio di amministrazione di Veneto Strade questa mattina ha confermato l'apertura della procedura di cassa integrazione per 90 lavoratori della società impegnati nella provincia di Belluno. La decisione sofferta ed irrevocabile ha scosso sindacati e lavoratori riuniti questa mattina davanti alla sede di Mestre per una protesta, mentre all'interno il Consiglio di amministrazione era in riunione. Dura la risposta del sindacato. Sì, assolutamente, stato di agitazione e di mobilitazione dei lavoratori, di tutti i lavoratori di Veneto Strade. Si parla di un problema per la rete viaria di Belluno, non è questo, si parla di un diritto, il diritto coinvolge tutti, coinvolge la Regione Veneto, coinvolge tutti i cittadini che questa rete viaria quotidianamente percorrono. Noi riteniamo che questa sia una proposta irricevibile perché pensiamo che non possano essere i lavoratori che pagano anche sulla loro pelle il disastro dal punto di vista dell'irresponsabilità delle istituzioni, a cominciare dal governo, perché si parla di finanza derivata, che non ha garantito i 9 milioni previsti per mantenere in piedi questo servizio, che non è un servizio solo per i lavoratori, è un servizio per tutti i cittadini del Veneto sulla sicurezza stradale. Qualcuno dovrà operare sulle strade o le buche vengono quelli, i dirigenti a chiuderle o i politici. Cosa c'entriamo noi con queste dinamiche qui? Sono dinamiche politiche sicuramente. Adesso speriamo che qualcuno ci pensi. Secondo me è un po' in ritardo, dovevano anche pensarci prima.